Buonasera a tutti, grazie di essere qui all'ultima delle nostre riunioni dantesche. Questa sera non è soltanto l'ultima, ma è una serata particolare perché c'è una dedica. Vi presento gli ospiti e all'interno di questa presentazione vi dirò anche qual è la dedica, l'omaggio che comunque avete visto e che è presente alle mie spalle, ormai chiaro. Gli ospiti che abbiamo sono Fernanda Marchiol, che viene da Udine, è laureata in scienze storiche e filosofiche e ha conseguito il master in comunicazione della scienza a Trieste, alla Sissa, dove ha studiato con Pietro Greco e con Pietro Greco ha lavorato di conseguenza nella comunicazione della scienza. Pietro Greco avrebbe dovuto essere qui fra di noi perché esattamente un anno fa, a novembre, gli era stato chiesto di fare un incontro con queste stesse persone, compresa Fernanda Marchiol, che l'aveva già presentato nel 2019 in una conferenza su Leonardo, però poi sotto Natale è morto, ci ha lasciati. Quindi è importante per noi che nutrivamo questo affetto nei suoi confronti, è importante, siccome avrebbe dovuto essere qui, ricordarlo, e quindi gli dedichiamo questa serata attraverso le parole che ci dirà Fernanda Marchiol, perché lo ha conosciuto molto bene, era amica di Pietro Greco. Poi, dopo l'intervento commemorativo di Fernanda, ci saranno gli altri nostri due ospiti, che sono il professor Mussardo, che è professore ordinario di fisica teorica alla Sissa, Trieste, vive a Trieste, e il professor Polizzi, che è filosofo, viene da Firenze, lavora all'Università di Pisa ed è un esperto e appassionato di leopardi. Loro hanno scritto assieme 2 libri, quello del 2019, L'infinita scienza di Leopardi, e quello da cui è tratta la conferenza di oggi, cioè quello che ho qui e che poi potete trovare in vendita fuori, se Mariuzza arriva sempre, no? Come solito. Tra cielo e terra, in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo. Che libro è questo? Cioè, quando l'ho letto mi è parso veramente uno di quei libri che sono profondi e leggeri nello stesso tempo, un libro pieno, ricchissimo di storie, di profondità, sopra questi 2 personaggi che sono appunto Dante Alighieri e Marco Polo, di cui si narrano i viaggi, ma non è una semplice narrazione, è una ricchezza di particolari scientifici, narrativi, legati all'opera appunto di queste 2 persone, in particolare Divina Commedia e Il Milione, in cui proprio si svela l'amore, anche perché questo è un ciclo che è centrato sull'amore e sulla conoscenza, si svela l'amore di entrambi questi viaggiatori verso la conoscenza, verso il mondo, verso lo spazio, verso gli spazi, verso il cielo, la terra, verso ciò che l'uomo calpesta, e ciò è la donna naturalmente, e ciò che li sovrasta, il cielo e Dio, che sta in particolare in Dante, che sta sopra, dentro, intorno, ovunque ognuno poi la pensa diversamente, anche dei nostri viaggiatori. Quindi vi lascio alla presentazione e all'omaggio a Pietro Greco e alle parole di Fernando Marchiol. Grazie. Ho conosciuto, acceso, no? Sì, si sente acceso? Sì. E appunto Dianella Pazzi ha detto che ho conosciuto Pietro Greco quando studiavo alla Sissa a Trieste, e lui insegnava il corso di Scienze e Società al master che in Comunicazione della Scienza, che quasi 30 anni prima aveva contribuito a fondare e che aveva anche diretto. E alcuni di voi probabilmente c'erano nel 2018 qui a Cervignano quando venne a parlarci di Leonardo e della scienza visuale. Altri probabilmente lo conoscono come scrittore, autore televisivo, giornalista scientifico.
altri ancora magari sono stati accompagnati dalla sua voce dolce e pacata, che era conduttore di Radio Trescenza. Credo che si possa tranquillamente affermare che le più importanti realtà italiane di comunicazione della scienza negli ultimi 30 anni abbiano visto il contributo di Pietro Greco. E di formazione lui era un chimico e aveva però lasciato presto il laboratorio per dedicare la sua vita interamente alla divulgazione scientifica, divenendo uno dei maggiori divulgatori italiani, nonché uno dei pionieri della comunicazione della scienza in Italia. E questo a tutto tondo. Per questo mi piace un paragone un po', forse secondo me non azzardato, ma pensare a lui come all'Edoardo Amaldi della comunicazione della scienza, perché appunto era presente dappertutto. Chi lo ha conosciuto diciamo può facilmente immaginare la sua reazione di fronte a questo tipo di complimenti, cioè un sorriso appena accennato sotto i baffi, un po' di velato imbarazzo, perché dimostrava sempre grande umiltà. Ma fu proprio così, cioè contribuì a fondare e dirigere tantissime riviste, a formare generazioni di divulgatori, centinaia e centinaia di studenti hanno seguito le sue lezioni, ma anche a creare e allestire musei per adulti, musei scientifici per adulti e per bambini. Il più importante, il più famoso forse è Città della Scienza di Napoli, di cui fu cofondatore. Oltretutto Pietro Greco era un instancabile viaggiatore, scriveva e lavorava in treno, e quindi ha contribuito a portare la cultura scientifica da una punta all'altra della penisola. E anche riferimento al tema di questo incontro, che è il tema del viaggio, mi piace pensare alla sua collana di libri, che è quella che è venuta a presentare qui a Cervignano e di cui penso che avrebbe parlato anche oggi, che è una collana di libri sul rapporto tra scienza ed Europa, come un viaggio nel passato, dal Medioevo a oggi, sulla relazione tra scienza e Europa, per arrivare a proiettarsi sul futuro e a riflettere un po' sulla crisi che sta attraversando l'Europa di oggi. Per riconnetterci un po' al protagonista di questo incontro, che è Dante, il primo volume di questa collana si chiude proprio con un capitolo interamente dedicato a Dante. E mi ricordo che anche a lezione a Trieste Pietro Greco ci parlò di Dante come del padre della comunicazione della scienza. E questa affermazione mi aveva profondamente colpita, perché non è comune pensare a Dante come un divulgatore scientifico, e non è comune associarlo in qualche modo al mondo della ricerca scientifica. Dante, ci disse Pietro Greco, aveva capito che la conoscenza è un bene che ha effetti sociali, che in qualche modo include o esclude, perché è vero che tutti abbiamo diritto all'accesso alla conoscenza, quindi a essere informati, però è anche vero che non tutti nei fatti hanno veramente accesso alla conoscenza. E quello che, diciamo, questo per i più disparati motivi, anche indipendenti dalla nostra volontà, come nell'epoca medievale, il fatto di nascere in una famiglia umile, non conoscere il latino, ad esempio. Quindi, di fronte a questa consapevolezza di questa disuguaglianza in partenza all'accesso della conoscenza, Dante si pose il problema di come rimuoverla. E fu questo che Pietro Greco vide come l'estrema attualità del pensiero di Dante. E in realtà Dante oltretutto non era ignaro di scienza, perché era un attento osservatore dei cieli, conosceva Aristotele, conosceva anche la rivisitazione che gli scienziati arabi avevano fatto di Aristotele, quindi sapeva, diciamo, di filosofia naturale. E allora, seguendo questa chiave di lettura che Pietro Greco ci offre, che è molto particolare, diciamo, l'estrema attualità del pensiero di Dante si può sintetizzare molto, lo dico molto in sintesi, in 3 punti. Il primo riguardava l'emancipazione del volgare, perché il volgare, che non era ancora una lingua ufficiale, diciamo, era però accessibile a tutti, perché lo comprendevano tutti. E quindi aveva anche il vantaggio di esprimere più facilmente figure e immagini, quindi di diciamo, comunicare delle emozioni. Il secondo punto riguarda la democratizzazione del sapere, che poi è anche il titolo di questo capitolo del libro di Pietro Greco. Dante maturò questa idea che il poeta avesse una missione, in qualche modo, una missione sociale, che era quella di raggiungere il pubblico più ampio possibile. Ed esplicitò questo proprio nella sua opera Il Convivio, e ho scritto il pezzo così ve lo leggo perché è significativo,
E il convivio era scritto per tutti, per principi, baroni, cavalieri e molta altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte in questa lingua, volgari e non litterati. Quindi Pietro Greco ci fece notare che Dante scrisse anche per le donne, che insomma erano generalmente escluse dalle scuole e dalla conoscenza, e per chi non sapeva leggere. Quindi scriveva per tutti, ed è in questo che Pietro Greco ci ha visto una delle prime teorizzazioni, nonché attuazioni della democratizzazione del sapere. E infine il terzo punto riguarda il modo in cui il sapere viene comunicato a un largo pubblico, e l'idea di Dante era quella di farlo in maniera allegra e conviviale. Infatti il convivio è il racconto di un festoso banchetto e la commedia invece è un viaggio in rime. E quindi Dante scrisse di scienza, quindi il sapere più aggiornato dell'epoca, in volgare e in rime. E c'è da dire che era il poeta più famoso a Firenze, quindi era quello di cui le poesie venivano imparate a memoria e declamate, quindi arrivava anche a chi non sapeva leggere. E io credo che insomma l'insegnamento che Pietro Greco voleva darci come ai suoi allievi fosse quello che il comunicatore della scienza, il divulgatore, ha una missione sociale, che è quella di raggiungere tutti in qualche modo. E infatti ci disse che se noi vogliamo contribuire a costruire o a consolidare una società democratica che sia fondata sulla conoscenza, che quindi dove non ci siano disuguaglianze nell'accesso alla conoscenza, bisogna partire proprio da questo problema che Dante ha posto, quello dell'accesso al sapere per tutti. E aggiunse da maestro comunicatore, qual era Pietro Greco, che per comunicare non basta un trattato ma occorrono le emozioni, quindi non basta raggiungere la mente, ci disse, ma bisogna rivolgersi al cuore. E come Dante penso che anche Pietro Greco fosse convinto di questa missione sociale del comunicatore e della scienza come beneficio per la comunità. E allora appunto per ricordarlo e rendergli omaggio abbiamo pensato insieme a Dianella di sintetizzare un po' e diffondere il suo pensiero oggi, che appunto dando qualche spunto alla discussione di oggi che sarebbe dovuta essere in sua compagnia. Ho concluso. Grazie Fernanda davvero per averci ricordato proprio il centro del suo pensiero, il fatto che la conoscenza debba arrivare a tutti e soprattutto le vie per le quali deve arrivare. Con Fernanda, che è una persona, avete visto, di grande dolcezza, noi abbiamo anche ricordato, per chi era qui presente quando c'era Pietro Greco, l'enorme dolcezza, oltre all'umiltà, che caratterizzava la persona e che Fernanda ha giustamente ricordato. Oltre al suo disegno, il suo grandissimo impegno sociale verso tutte le persone, cittadini e cittadine, lui sapeva farlo anche per chi lo ascoltava alla radio, Rai 3, lo sapeva fare in modo estremamente dolce, estremamente attento. Quindi grazie, io lascio la parola al professor Mussardo, poi al professor Polizzi. Tolgo anche questa slide perché andiamo avanti con le sue. Io sentite, preferisco parlare in piedi perché di solito insegno, quindi sono in piedi, mi trovo scomodo a parlare così. Spero che non... Innanzitutto grazie di essere venuti, penso che sia una bella occasione. Mi scuso a Fernando perché io conosco veramente Pietro. Pietro penso avesse bene in mente il Dante Alighieri per un motivo anche, come dire, professionale, perché il Dante Alighieri nel suo è stato un grande comunicatore della scienza, innanzitutto la conosceva, ma poi ha usato tutta una serie di strumenti che sono diventati strumenti quotidiani del comunicatore della scienza, cioè aveva l'arte dello storytelling, quello di inventarsi una storia per dire, per convenire un messaggio. Basta vedere tutto il campo dedicato agli artisti, per esempio nell'inferno. Oppure usava l'arte della metafora. Grazie. In maniera molto, molto spinta. Usava anche il trucco del dialogo,
che poi è stato usato in maniera mirabile da Galileo nel arguire, nel lanciare una cosa, ad avere una tesi, riprendere e così via, e penso al Canto del Paradiso quando disquisisce con Beatrice delle macchie della Luna. Quindi ecco, da questo punto di vista sicuramente il Dante Alighieri è stato un grande divulgatore della scienza, e penso che Pietro Greco avesse anche colto questo aspetto così specifico. Allora, questa sera insieme a Gaspare vogliamo portarvi un po' in giro in un viaggio, diciamo un viaggio da un certo punto di vista polveroso, che sarà quello di Marco Polo, sul sentieri, sulle mulattiere dell'Asia, e sui cammini eterei con cui invece Dante ci ha portato in altri luoghi. Allora, sì, questo è il libro di cui stiamo parlando, pubblicato dalla Dedalo. Allora, volevo cominciare con un'osservazione che viene proprio dal campo della scienza. Allora, un matematico polacco molto famoso nel campo della probabilità è il professor Mark Katz. Nel suo libro di autobiografia, Gli enigmi del caso, si avventurò nel esaminare i tipi di geni scientifici che esistono. Ora è chiaro che la stessa cosa accade anche in altri campi dello scibile, però nel suo caso, diciamo, conoscendoli da vicino, si avventurò in questa disquisizione. Lui disse: ci sono essenzialmente due tipi di geni, i geni ordinari e gli stregoni. Allora, i geni ordinari sono quelli che quando te vedi quello che hanno realizzato sei portato a concludere: cavolo, l'avrei potuto fare pure io, se avessi pensato un pochino meglio, diciamo. Cioè non c'è nessun mistero come lavori il cervello di un genio ordinario. E tra i vari esempi che portava quello di Enrico Fermi, che condivido. Enrico Fermi è stato un grandissimo scienziato, ma è stato uno scienziato che non aveva voli pindarici, cioè uno in grado di assolutamente avere una linea retta, velocissima e anche senza, diciamo, distrazioni, per andare al punto. Come esempio però diciamo, e sappiamo che Fermi ha portato delle cose mirabili, non ultimo anche la comprensione di tutta la fisica nucleare, ed è stato anche il capo del progetto Manhattan, cioè quello che ha portato la bomba atomica, diciamo. Come genio stregone, il Mark Katz ci parlava del Richard Feynman, che forse non è noto ai più. Richard Feynman è stato lo scienziato che si è inventato dal nulla un linguaggio matematico che ha permesso di capire in minimi dettagli come funziona l'atomo, i quark, come funziona l'essenza ultima della materia. Quindi una cosa assolutamente unica, così come anche Einstein è uno stregone. Cioè, qual è la differenza tra un genio ordinario e uno stregone? Che il genio ordinario spiega il mondo, e lo spiega in maniera ammirabile. Lo stregone ne inventa uno nuovo, inventa un mondo nuovo, e dopo di lui la nostra percezione della realtà è cambiata radicalmente. Prima di Einstein per noi spazio e tempo era una cosa che pensavamo di sapere, dopo di lui è cambiato completamente. Okay? Con Feynman uguale, la fisica nucleare è una cosa, dopo ci ha detto un'altra. Quindi lo stregone non si accontenta di capire il mondo, lo cambia, e cambia le regole e cambia anche il nostro modo di capirlo. Quindi questa è la differenza essenziale. Allora capite bene che usando queste stesse categorie di pensiero, se noi trasponiamo tutto al 300, beh, diciamo il genio ordinario è il Marco Polo, come si dice in inglese ground to earth, cioè uno proprio che sa esattamente come si vive al mondo, e sicuramente lo stregone è Dante Alighieri. Allora io in questa prima parte, poi Gaspare ci porterà sui viaggi eterei, voglio portarvi un po' sui vari cammini di Marco Polo, ma per due motivi. Uno, perché è veramente una cosa abbastanza sorprendente che Marco Polo e Dante Alighieri erano contemporanei, cioè li separa 11 anni uno dall'altro. Chiaro, uno ha vissuto a Firenze, uno ha vissuto a Venezia, all'epoca chiaramente erano come due mondi completamente diversi, però stiamo parlando della stessa età,
nella stessa epoca. Ora, nelle scuole questo fatto non viene per niente apprezzato, e tra parentesi il Marco Polo viene passato in cavalleria. Ora, il libro di Marco Polo è veramente rimarchevole sotto tanti punti di vista, e poi magari approfondiremo dopo, ma ora volevo solo portarvi un attimo a capire che tipo di impresa ha fatto quest'uomo e dove ci ha portato dopo. Allora, questo è il viaggio che fa Marco Polo, e come vedete, se uno va a contare, chiaramente ci sono molti punti in cui non si è sicuri, diciamo, cioè, chiaramente diciamo, ci sono tutte, ma così a spanna, se uno va a vedere, il viaggio fatto è di circa 24.000 chilometri, senza aerei, senza macchina, senza moto, muli, cammelli, a piedi e cavalli. Okay? Allora, questo viaggio lui diciamo ci mette 3 anni per arrivare in Cina e rimane 17, e poi ce ne mette altri 2 per tornare. Approfondirò dopo vari aspetti di questa cosa. Quindi volevo un attimo portarvi un po' su queste tappe in maniera molto semplice, proprio a fotografie, cioè anche per godere un po' la bellezza di questi posti, visti anche per la prima volta da un occidentale come era lui. Quindi parte da Venezia, grande repubblica marinara che all'epoca era diciamo un po' al culmine della ricchezza, detto sottovoce, aveva depredato Costantinopoli nel 1200 diventando ultra ricca, aveva sconfitto i genovesi, era padrona assoluta del Mediterraneo, e in questa epoca così di ricchezza nascono ovviamente i vari mercanti, tra cui la famiglia Polo. Ora, c'è un antecedente che viene riassunto in maniera molto succinta nel Milione. Il Milione è un libro proprio che dovrebbe essere scritto in inglese, perché ha esattamente la struttura e la lingua inglese, in cui molto semplice, il linguaggio del Marco Polo è un linguaggio di understatement, cioè ogni cosa sembra assolutamente semplice. Vi faccio un esempio: al ritorno partono in 800 e dice arrivammo in 18, cioè tutti gli altri morti, non una parola, cioè questo è il commento: partimmo in 800, arrivammo in 18, arrivammo a Buccara, c'era la guerra, ci fermammo 3 anni. E uno dice, ma che cosa hai fatto 3 anni? Cioè tutto viene riassunto in maniera estremamente succinta. Quindi l'antecedente è che lo zio e il papà erano a Costantinopoli, dovettero scappare perché c'era diciamo, i genovesi erano ritornati alla carica, loro molto intelligentemente vanno via prima, e qua via via, non potendo tornare indietro, si addentrano sempre più. Vengono presi in consegna, diciamo, da una pattuglia del Gengis Khan, del Kublai Khan, entrano in contatto con Kublai Khan, si fanno voler bene, e il Kublai Khan li manda indietro non più come mercanti ma come ambasciatori. Quindi richiede che il Kublai Khan di avere l'olio santo del Gerusalemme e una serie di sapienti per essere informato come fa questo Papa ad avere questa influenza così enorme. Il Kublai Khan è una persona estremamente attenta alla gestione del potere. Quindi da questo punto di vista la loro prima tappa è Gerusalemme. Gerusalemme, prendono l'olio santo di Gerusalemme, c'è anche un detour perché il vicario di Gerusalemme diventa il Papa, che al momento la sede era vacante. Comunque in ogni caso da lì si addentrano nell'Armenia, che era diciamo, iniziano a entrare in tutti i fascini e i misteri del Medio Oriente, e qua raccogliere un po' tutte le leggende del Medio Oriente, la leggenda dei Re Magi, la leggenda del prete Gianni, la leggenda degli assassini. E chiaramente questo è tutto quello che nel Milione traspare, questa commistione tra storia, tra cose vere e cose false, tra leggende e storie vere di cui lui è testimone. Passa dall'Armenia, dalla grande Armenia, dove rimane esterrefatto dall'immensità del monte dove diciamo, si pensa che ci sia l'arca di Noè, ed entra in contatto col mondo dei musulmani, col mondo islamico. Ora, in tutto il Milione c'è chiamiamola una tolleranza religiosa, ideologica e di costumi straordinaria, veramente straordinaria, soprattutto per l'epoca del 200. Con i musulmani ogni tanto gli scappa la penna, diciamo, cioè gli scappa,
non gli stanno proprio simpaticissimi. Quindi col mondo musulmano lui osserva tutta una serie di costumi e mette al corrente il lettore, ovviamente. E allora in questo viaggio che si entra veramente in contatto con civiltà sempre più, diciamo, mai viste da occhi occidentali prima, e qua accade la cosa seguente. Nel primo viaggio fatto dallo zio e dal papà avevo attraversato tutta l'Asia e tutti i pianori, ma avevo incontrato briganti, erano stati, diciamo, vessati da tante, diciamo, tante vicissitudini, e quindi penso, se vogliamo ritornare in Cina andiamo via mare. E qua è l'idea di attraversare tutta la Persia per arrivare fino al porto di Hormuz, che è l'ultimo in basso, e da lì prendere una barca che li portasse in Cina facendo tutto l'Oceano Indiano e così via. Quindi arrivano a Hormuz con grande sforzo, ma qua da buoni veneziani rimangono a bocca aperta, perché vedono che le barche che gli arabi fanno non sono catramate, non hanno i chiodi, sono tenuti con le giunte di cocco. Per cui dice no, noi su quelle bagnarole non saliremo mai, sicuramente moriremo. E quindi anche qua da scienziati che quando riconoscono di aver fatto un errore prendono atto e ripartono, si rifanno indietro tutto il percorso del deserto con l'idea di attraversare il Pamir, l'Afghanistan e così, e arrivare via terra di nuovo. Ed è quello che fanno. Quindi lasciano perdere questa grande avventura con le barche, non è il caso, e a questo punto, diciamo, si imbarcano nel passaggio del Pamir, 7000 metri, che viene descritto passammo il Pamir. Quindi uno, il lettore, pensa, boh, se vado lo passo pure io, diciamo, qual è il problema, diciamo. Ecco, e qua iniziano ad ammirare l'immensità di questi paesaggi mai visti da nessun europeo prima. Quindi l'immensità delle montagne, delle pianure, questi spazi sconfinati che non erano mai stati attraversati prima. E qua si addentra sempre più nelle vie appunto polverose, nelle vie ramificate dell'antica via della seta, che dal lontano oriente portava un po' tutte le merci nella parte occidentale. Era come arrivata la seta in occidente, come erano arrivate tante spezie e così via. Quindi si addentrano sempre più in questa direzione, praticamente andando a ripercorrere le tappe di Alessandro Magno. Infatti il Milione è costellato da tanti episodi in cui c'è sempre Alessandro Magno. C'è la tribù che aveva ereditato il famoso cavallo di Alessandro Magno, che aveva la stella sulla fronte. C'è poi l'Albero Solo, dove c'era stata la grande battaglia tra Alessandro Magno e Dario. Cioè è costellato da mille cose, perché l'Alessandro Magno era un po' una leggenda che il Marco Polo aveva nella sua testa, perché l'aveva già vista nella Basilica di San Marco, diciamo. Quindi percorre sempre più queste terre e entra in contatto con popoli mai visti prima, con consuetudini mai visti prima. Ci parla della dolcezza delle angurie che vengono tagliate, essiccate e diventano dolcissime. Ci parla di tutta una serie appunto di storie legate a leggende del lontano Oriente, tipo la leggenda del prete Gianni, che è uno dei più grandi falsi storici mai concepiti. Il prete Gianni era una quinta colonna nell'idea occidentale di un re potentissimo che era al di là dei musulmani, che poteva diventare un alleato con i cristiani e quindi chiudere in una morsa i musulmani. Niente di tutto ciò, ovviamente. Però il Marco Polo lo riporta come un personaggio che poi il Gengis Khan aveva sconfitto e ne aveva sposato poi la figlia. Ecco, entra in contatto con tutto il mondo dei caravanserragli, con tutta la vita che si svolge in tutti questi centri in cui si smerciavano le varie pietre preziose, le pelli, tutto quello che si poteva commerciare. E ripeto,
e vive e raccoglie tutte le storie che la sera la gente si racconta quando si riunisce intorno diciamo, per mangiare nei luoghi in cui più o meno viaggiavano per trovare poi rifugio la sera. Ecco, questa qua è la vita con cui Marco Polo a un certo punto in cui Marco Polo incontra poi i grandi bazar, cioè i grandi posti, proprio quelli che l'Occidente un po' anelava, un po' sognava, diciamo, posti in cui si vendeva di tutto e in cui diciamo, c'era gente che non era mai stata vista prima, anche per gli usi e i costumi, e ci sta tutta una serie di storie abbastanza godibili e anche curiose del Milioni sui costumi sessuali. Allora, nel 200, cioè io vorrei sottolineare questo qua, stiamo parlando del 200, cioè un secolo intriso di tutte le possibili diciamo pregiudizi, ideologie, cose pazzesche. Il Marco Polo ha un occhio disincantato, ha un occhio un po' come un fotografo di National Geographic, cioè che fotografa, osserva, ma non commenta, non dà giudizio, ha semplicemente un occhio fotografico, uno che è curioso di vedere quello che succede. Allora, vi racconto un paio di episodi legati alle donne. Il primo dice, siamo arrivati alla città di Kamul, una città, gli abitanti sono accoglientissimi, sono generosissimi, infatti appena arrivi ti metto a disposizione la casa, nel senso che i maschi vanno via di casa, e ti metto a disposizione la moglie, la figlia, la sorella, ma qua c'è una virgola, purché paghi. Ma lui lo dice così, cioè senza nessun altro commento se non quello che lui ha visto. Ora, qua la storia è gustosa perché questo paese fu occupato diciamo, da uno degli emissari del Kublai Khan e loro non potevano tollerare questo, per cui abolirono questa consuetudine locale e misero su un albergo, ma dopo un po' notarono che il paese era preso di mira da tante sciagure, sventure, per cui si presentarono di nuovo, questo per carità, ripristina un attimo le cose di prima perché sembra che le cose vanno male. Lui dice, se volete così, se volete avere questa vergogna, abbiatela, diciamo. E fu ripreso. Ma lui lo racconta così, senza nessuno. E poi c'è un altro episodio curiosissimo, in cui dice, in questo paese non siamo a prendere in moglie le persone vergini, perché non sai, diciamo, cioè, se sono vergini. Allora, a questo punto, diciamo, bisogna prendere in qualche modo, avere una garanzia. Allora, ogni straniero che arriva in paese, la mamma porta in dono la figlia. E qua con il seguente patto che, diciamo, stanno assieme, possono giacere, se ha gradito deve dare un medaglione. E quindi in questo paese c'erano tutte le donne con decine di medaglioni che andavano in giro, e più medaglioni c'erano, più erano, diciamo, quelle che uno anelava di avere. Ed è così, e lui racconta questi episodi, ma senza, ripeto, senza nessun commento, cioè, ma guarda questi, assolutamente nulla, cioè di una modernità sconvolgente. Io trovo proprio il suo occhio un occhio fotografico, cioè come uno va a fare un reportage e riporta quello che vede, ma senza lasciare. E quindi ci parla anche della bellezza delle donne, la bellezza delle donne di quei luoghi, ci parla appunto di tutto questo che aveva a che fare con questi usi, costumi, con il fatto che era gente che cacciava con i girofalchi, con i falconi, con tutto. E diciamo in questo modo anche ci parla di questo animale che poi è stato intitolato al Marco Polo, l'Ovis Poli, di queste enormi corna che venivano usate anche per bere, diciamo, lui ci parla di questo. E infine, dopo questo viaggio lunghissimo, arriva finalmente alle soglie della Mongolia, e arriva alle soglie della residenza estiva dei mongoli, e qua viene introdotto dal papà e dallo zio, che erano già stati,
al Kublai Khan dicendo: ecco, questo è mio figlio e anche il tuo servo. E da lì nasce questa amicizia straordinaria tra il Kublai Khan e il Marco Polo, in cui il Kublai Khan lo manda in giro nei possedimenti che lui aveva conquistato ma non aveva mai visto, e il Marco Polo, ritornando da queste missioni, lo delizia con questa serie di racconti. Infatti c'è il bellissimo libro di Italo Calvino, Le città invisibili, che sono tutte queste narrazioni ipotetiche del Marco Polo che riporta indietro la magnificenza di tutte queste città visitate in onore del Kublai Khan. Questo è il Kublai Khan, appunto, e la cosa di questo impero mongolo ha qualcosa di sorprendente. Cioè, loro nascono in questa regione della Mongolia, diciamo che è una delle terre più assurde in cui l'essere umano può pensare di vivere, con sbalzi di temperatura da più 40 a meno 40 a seconda delle stagioni, e sono una popolazione nomada, infatti diciamo, non hanno per niente rispetto per chi invece coltiva la terra, diciamo, è stanziale, e con un'abilità straordinaria che sviluppano con i cavalli e con gli arcieri, praticamente con la capacità di lanciare frecce a velocità ad altissima frequenza, diciamo, e a scappare quando era il caso. Praticamente in 20 anni conquistò l'impero più grande mai realizzato dall'uomo, cioè praticamente dalle coste del Mar della Cina fino praticamente alla Jugoslavia, diciamo, fino all'Ungheria. Infatti si dice che la stragrande maggioranza del genere umano di qua deriva da Gengis Khan, perché tutti noi abbiamo nel nostro DNA una partecipazione, diciamo, di questo popolo. E qua il milione è uno spaccato bellissimo, ci sono tantissime versioni del milione. Qua una delle più belle è quella che c'è all'Archivio Nazionale di Francia, che fu fatto esplicitamente da Giovanni delle Bande Nere per il suo cognato, e qua usò tutta una serie di copisti per diciamo, arrivare a uno dei capolavori più belli che siano mai stati scritti. Diciamo. Ecco, qua ci riporta un po' tutte le meraviglie della Cina, con tutti i posti che lui osserva per la prima volta, e ce le riporta con un gusto, con una bellezza, con una voglia di raccontare, che effettivamente poi fanno un po' la meraviglia, diciamo, il libro delle meraviglie. Sapere anche il milione deriva un po' da una frase del Giovanni Ramusio, famoso editore veneziano del 1500, che a un certo punto fece tutta una raccolta di libri di viaggio che nel 500 si erano verificati, qui Cristoforo Colombo, Magellano e così via, e c'era anche quello di Marco Polo. E qua c'è questa cosa che dice: il libro di Marco Polo, virgola, detto il milione, in cui quel detto non si capisce se si riferisce al libro o all'autore. La conclusione della storia è rimasta, e qua diciamo, ci sono 1000 disquisizioni Ecco, il Marco Polo appunto girò in lungo e largo tutti questi possedimenti del Kublai Khan, per poi, capendo che il Kublai Khan stava per morire, quindi si sarebbe aperto un bagno di sangue sulla cosa della successione, prese la palla al balzo di dover portare la principessa Kokachin in sposa, uno dei figli del Khanato, per fare questo viaggio pazzesco su queste giunche. E qua vi dicevo, ripercorre in mare tutta la parte sotto fino a ritornare a Ormuz, da qui a Bassora, per scoprire che il marito della Kokachin era morto, il futuro marito era morto, però a questo punto la lasciò al figlio del Khan della Persia, e qua ritornarono a Costantinopoli, dove appunto furono accolti con tutti gli onori, diciamo. Ecco, qua io lascerei un attimo la parola a Gaspare dopo quest'ultima cosa, il fatto che il milione, il libro che ci ha dischiuso questa geografia e questi mondi fantastici, è stato scritto in prigione. Cioè diciamo una contraddizione in termini,
in cui il Marco Polo si ritrova con Rustichello da Pisa, entrambi prigionieri dei genovesi, e qua appunto danno luogo a questo capolavoro. Questo è il libro che vi dicevo prima di Giovanni e le bande nere, che è uno proprio una delle versioni. Sapete che al Milione ci sono circa 170 versioni, nessuna che corrisponde all'altra, ed è stato un po' un lavoro certosino di Foscolo Benedetti, che ha messo un po' a posto le cose, e una delle copie più belle appunto è questa qua che è conservata nell'archivio francese, dove furono impiegati 100 copisti e 100 artisti che miniarono un po' tutto questo codice. E qua il libro ha dato luogo ovviamente a tante domande, e sapete bene che ci sono un'infinita querelle se effettivamente lui è stato in Cina o meno, ma questo ne parliamo dopo. Grazie, per il momento lascio la parola agli altri. Grazie Dianella per questa occasione, e tra l'altro grazie per aver ricordato l'amico davvero fraterno Pietro, che appunto sarebbe dovuto essere qui con noi, insomma, quindi questa cosa la dedichiamo davvero a lui. Si parla di viaggi, si parla di Marco Polo e di Dante Alighieri, ma in realtà noi appunto ci siamo confrontati su questa coppia, e sono pochi. Giuseppe ha ben ricordato che non è che questo confronto viene sviluppato così facilmente nella scuola, nell'insegnamento, eccetera. Sono pochi anche gli studiosi che ne hanno parlato. Io devo dire, devo ricordare Leonardo Olski, perché insomma molte cose abbiamo tratto anche dai suoi studi, e devo dire che in una di queste presentazioni ci è capitato di sentire che Giovanni Nencioni, che è stato uno dei più grandi linguisti storici della lingua italiani, presidente dell'Accademia della Crusca, aveva scritto qualcosa su Dante e Marco Polo, e soprattutto aveva espresso questa idea di Dante e Marco Polo costruttori di paesaggi. Ecco, e questo mi è sembrato molto in tono con quello che noi abbiamo cercato di fare, perché Dante e Marco Polo sono costruttori di paesaggi in quanto avviano due viaggi completamente diversi fra di loro, che segnano tra l'altro a mio avviso anche la fine del Medioevo, cioè l'apertura del Medioevo alla modernità, perché in qualche modo aprono all'altro, all'alterità. Marco Polo è uno dei primi grandi antropologi, diciamo, della storia occidentale, e si apre al contatto con popoli, costumi, religioni diverse da quella occidentale. Dante si avvia all'alterità, ma si avvia a un'alterità alta, appunto, cioè si avvia in un viaggio cosmico, in un viaggio che va verso il paradiso, che va verso Dio. Quindi è un altro modo di aprirsi a un mondo diverso, e quindi sono costruttori di paesaggi. Questa immagine mi è sembrata particolarmente bella. Ecco, la prima cosa che si dovrebbe pensare, noi ricordo che prima diceva Giuseppe, Marco Polo ha fatto scrivere, insomma è stato addettato in qualche modo il suo Milione in carcere, quindi in un luogo chiuso, in un luogo isolato, proprio in un lockdown, insomma. Dante ha scritto gran parte della Divina Commedia in esilio, in condizioni di isolamento, in condizioni di lontananza dalla sua terra, insomma. Noi abbiamo scritto questo in piccolo, questo nostro libro durante il lockdown, insomma, proprio per immaginare un viaggio che in realtà non era possibile. Questa è Piazza Santa Croce a Firenze, vedete Dante davanti a una piazza deserta, cosa che è difficile vedere in qualunque giorno dell'anno e anche ora del giorno. Questi sono i viaggi di Dante, perché anche Dante ha fatto dei viaggi terreni, insomma, si è mosso molto nel centro e nel nord Italia, non si può dire che non abbia viaggiato, anche se sono viaggi di esilio, non hanno quella spinta alla scoperta che era il viaggio di Marco Polo. Tra questi viaggi sarebbe bello fermarsi, ma ora vado molto velocemente su questo punto, su un viaggio
che lo porta a scavalcare l'Appennino e andare verso Forlì, che è una delle sue città. Gli Ordelaffi furono una delle famiglie che protesse Dante nel suo esilio, e poi Ravenna, che naturalmente è la città che lo accolse nella parte finale della sua vita. Semplicemente vi faccio vedere queste cascate dell'acqua cheta. Chi volesse fare questo itinerario è possibile, il cammino di Dante dal Casentino, scollinando l'Appennino, scendendo giù verso Forlì. Perché ve le faccio vedere? Vedi, questa è la cascata così come noi la vediamo anche oggi. Questa è la cascata dell'Acheronte come viene rappresentata da un pittore descrivendo quanto Dante scrive, perché Dante, assumendo l'immagine della cascata dell'acqua cheta, ne fa una metafora della cascata di questo fiume sanguigno che era l'Acheronte. Non vi sto a leggere il passo, ma per indicare come il viaggio materiale, concreto, abbia inciso anche nella sua immaginazione e abbia fatto costruire delle immagini che gli sono servite, in questo caso nell'inferno. No, scusate, dall'altra parte. Però la prima cosa che ci siamo chiesti ovviamente è: ma si incontrarono? Come si incontrarono? Non abbiamo nessuna documentazione su questo. Sapete che sulla vita di Dante c'è pochissimo. Infatti uno studioso ha detto quest'anno sono state scritte molte biografie su Dante, ma sostanzialmente dicono tutte la stessa cosa, perché le cose che si sanno sono quelle, non si può ipotizzare, cioè sono tutte la maggior parte sono ipotesi, e tra queste naturalmente l'ipotesi che Dante si sia incontrato con Marco Polo non è da scartare, non è per nulla da scartare, perché ci sono le circostanze cronologiche e geografiche per questo. Abbiamo 4 possibilità. Abbiamo quella di Cangrande, della corte di Cangrande della Scala nel 1313, dove sia Dante che Marco Polo erano di casa. Cangrande, ricordo, era un amante delle... Si è bloccato? No, quello lì non va toccato perché... Sì, sto cercando. Col mouse. Il mouse non c'è più. Comunque vado avanti. Cangrande era un grande amante di stoffe di seta cinesi, un grande conoscitore quindi di ciò che Marco Polo aveva portato dalla Cina, perché aveva portato anche questi prodotti preziosi, tra cui le stoffe, e tanto amante che addirittura si fece seppellire con le stoffe cinesi, con un vestito di seta cinese. E Dante alla corte di Cangrande vede per esempio queste stoffe che erano istoriate, che erano descritte un po' come sono descritti come dei tatuaggi sulla pelle, sulla nostra pelle, e questo lo colpisce, perché se noi leggiamo come viene rappresentato Gerione, uno dei mostri, dei demoni dell'inferno, ecco, ritorniamo quindi alle origini, grazie. Bene, allora vado a farvi vedere quantomeno un'immagine di Gerione. Ecco, questo è Gerione, questa coda tutta istoriata, e Dante stesso la descrive come come le stoffe che venivano dall'Oriente, quindi diciamo le aveva viste, se poi utilizza queste immagini poetiche. Questa naturalmente è la rappresentazione visiva di Gerione, se le utilizza nell'inferno. Ma forse tra le 4 ipotesi dell'incontro, l'ultima è, direi, sicura, perché Dante va ad agosto, alla fine di agosto, per un'ambasceria di Guido Novello da Polenta, del suo signore Ravennate, va a Venezia per trattare questioni di scontro non solo politico tra Venezia e Ravenna, ed è questo l'ultimo viaggio di Dante, e
Marco Polo era a Venezia, era molto noto. Ecco, dobbiamo sottolineare che all'inizio del Trecento Marco Polo era molto più noto di Dante. Il Milione era molto più letto della commedia, che cominciava a circolare ma che ancora non aveva una larga diffusione. Per cui a Venezia sicuramente Marco Polo era una figura assolutamente di rilievo e non è ipotizzabile che Dante, nella sua curiosità, nella sua apertura a conoscere figure importanti, non lo abbia conosciuto. È il viaggio che poi lo porta alla morte, perché nel ritorno, la notte del 13-14 settembre del 21, muore per la malaria nel viaggio di ritorno. Però c'è un altro viaggio che vorrei richiamare, quello sempre per un'ambasceria di Guido Novello da Polenta, il 30 marzo del 14. C'è una lettera di Dante da Venezia che è stata discussa. Ci sono degli studiosi che la ritengono assolutamente certa, e questa lettera parla di Venezia, parla insomma delle condizioni, del fatto che non è stato ben accettato dai signori del Gran Consiglio, e Dante era molto dispiaciuto di questo, e anche prende un po', critica molto i veneziani e anche i nobili veneziani, perché dice: ma questi non sanno neanche, non mi hanno capito neanche in toscano, non conoscono il toscano, non conoscono il latino, ma sono degli ignoranti. Ecco, insomma, ha un atteggiamento anche di grande critica nei riguardi di questo del Gran Consiglio, al quale doveva fare un'ambasceria, e dice poi me ne andrò in giro a vedere le bellezze di Venezia. Le bellezze di Venezia, Dante stava in questo palazzo Soranzo Pisani, che è ospite di questo nobile Soranzo, e Marco Polo stava dall'altra parte del Canal Grande. Vedete qui le due distanze, bastava passare dal ponte di Rialto e si passava dall'altra parte. È impensabile che Dante non abbia conosciuto, non sia andato da Marco Polo, e quindi questa è un'altra occasione. Però al di là di questo sicuramente rimangono delle possibilità, rimaniamo sempre nel mondo delle ipotesi. Quello che però vorrei sottolineare è che comunque un incontro c'è stato sul piano della conoscenza, del sapere. Perché dico questo? Perché ci sembrerebbe che c'è un punto di riferimento comune. Ora vedremo una figura importante della cultura alta medievale, che è Pietro d'Abano. Ma prima di vedere Pietro d'Abano, vediamo come viene presentato Ulisse come sappiamo, figura assolutamente centrale dell'Inferno, nel XXVI dell'Inferno. Ulisse va in un mondo, l'esperienza di Retro al Sol del mondo senza gente, convince i suoi amici, i naviganti, ad andare verso questo mondo senza gente per seguire virtù e conoscenza. Ma questo mondo senza gente, perché va verso il mondo senza gente? Cioè attraversa le colonne d'Ercole. Viaggi oltre le colonne d'Ercole già nell'antichità erano stati descritti. Pensiamo a Luciano di Samosata, che aveva raccontato viaggi verso il nord, l'ultima Thule, no? Nell'immaginario greco e latino, al nord verso il mare Artico. Ma perché Dante lo fa andare verso il sud? Qui c'è un problema teologico anche dietro, perché il mondo senza gente è quello che secondo la Chiesa cristiana era il mondo a sud dell'equatore. Come sapete, secondo Dante e secondo il cristianesimo, sotto l'equatore non era abitato da esseri umani. E allora questa è una hubris, diremmo in greco, cioè è una forma insomma di alterigia, di una volontà di infrangere un verdetto divino. Non è per questo che Ulisse viene condannato, lo sappiamo, però Dante lo fa andare in questo viaggio, lo fa andare incontro a intravedere la montagna del Purgatorio, e lo fa naufragare prima della montagna del Purgatorio. Sicuramente Marco Polo era andato a viaggiare in un mondo senza gente, era andato anche oltre l'equatore. Giuseppe ha fatto vedere
il viaggio di ritorno. Nel viaggio di ritorno abbiamo Sumatra, siamo sotto l'equatore, e di questo si era interessato uno dei più grandi sapienti del tempo di Dante, conosciuto a tutti perché insomma era una figura straordinaria, Pietro d'Abano, che aveva ricercato, è andato proprio a trovare Marco Polo per farsi dire che cosa aveva visto e che cosa gli era successo durante questo viaggio, perché Pietro d'Abano faceva una serie di riflessioni, scrisse questo libro che ebbe un certo successo, il Conciliator Differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur, cioè un libro nel quale si mettevano il conciliatore delle differenze tra ciò che pensano i filosofi e i medici, detto così banalmente, che si mettono a confronto delle opinioni diverse su temi delicati, su temi anche teologicamente delicati. Uno di questi temi era la differenza 67, se sia possibile la vita sotto l'equatore. Allora, su questo punto Pietro d'Abano vuole documentarsi e va da Marco, che considera il massimo fra tutti coloro che hanno girato il mondo indagandolo diligentemente. Queste sono parole di Pietro d'Abano, e dal quale apprende che andando sotto l'equatore si vedono 4 stelle che nessuno aveva mai visto, non si vede più la stella polare, si vede quella che noi chiamiamo la Croce del Sud, che viene qui rappresentata in una maniera un po' bizzarra, ma insomma questa rappresentazione che nel libro di Pietro d'Abano vorrebbe riprodurre, perché poi qualcuno credeva che fosse una cometa o qualcosa di simile alla cometa. Certo sta che Marco Polo ne parla con grande timore, perché dice che ancora la tramontana sarebbe la stella polare, non si vedeva nelle stelle del maestro, l'Orsa Maggiore. Siamo dovuti andare molto in alto fino alla punta meridionale dell'Indio, cioè fino a Capo Camorin, per riuscire a ritrovare quel nostro cielo, e sapete quanto fosse importante per i naviganti il cielo, perché navigavano attraverso le stelle, attraverso l'orientamento delle stelle. Ecco, queste stelle del sud, questa croce del sud, viene testimoniata da Pietro d'Abano, viene acclarata come esistente in quel mondo, così come viene acclarata l'esistenza di gente, di popolazioni. E Dante che cosa sa di questo? Ma sicuramente lo sa, cioè sa che Marco Polo ha fatto questo viaggio, che è andato nella parte meridionale australe del mondo, sa che c'è la croce del sud perché la cita nel Paradiso, quindi dimostra di conoscere una costellazione che non era visibile nel nostro mondo, nel mondo occidentale europeo. E sa anche che però, andando oltre questo limite prefisso da Dio, si è eretici, si va contro l'ortodossia della Chiesa. Ecco il motivo per cui a nostro avviso Dante non parla di Marco Polo e di Pietro d'Abano. Pietro d'Abano viene condannato come eretico, condannato a morte, poi viene riesumato e condannato anche dopo morte, perché questo accadeva anche nel Medioevo. Non parla di Pietro d'Abano, ma in qualche modo condanna la visione di Pietro d'Abano e il viaggio di Marco Polo, dimostrando però di saperlo, di sapere che hanno svolto questo viaggio e che cioè che ha svolto Marco Polo questo viaggio e che ha infranto quindi in qualche modo l'ordinamento divino. Ma andiamo al viaggio cosmico di Dante, che poi è l'altro viaggio rispetto a quello di Marco Polo, un viaggio che, come vedete da queste cifre, è un viaggio straordinario, impossibile a ogni essere umano, perché in una settimana l'inferno si fa in 3 giorni a piedi, andando sempre verso sinistra, poi altri 3 giorni per il purgatorio e addirittura 24 ore per il paradiso. Non sappiamo quante migliaia di chilometri ci fossero nel paradiso, ma sicuramente è un viaggio che va dalla terra fino alle stelle fisse, quindi non può che essere estremamente lungo. E questo viaggio
implica delle doti anche oltreumane, come del resto lo stesso Dante dice nel Paradiso: trasumanar significa per verba non si poria, cioè io sono stato oltre l'umano, ho trasumanato. Richiamo questo verbo perché Pierpaolo Pasolini ha dedicato una raccolta di versi al trasumanar, quindi anche a Dante. È un viaggio del tutto straordinario che si può ipotizzare. Qui Giuseppe ha fatto anche un po' di calcoli e si può pensare che il viaggio verso il centro della Terra, siccome sappiamo che questo vortice, questo cavo del centro della Terra è dovuto alla caduta degli angeli ribelli, a Lucifero, che è stato appunto, che è caduto fino al centro della Terra, e quindi questa parte di terra poi emerge nell'emisfero australe, quindi si può pensare che la lunghezza non sia dei 12.000 chilometri come noi sappiamo, ma che sia molto minore, quanto può essere un'altissima montagna come quella del Purgatorio, cioè la stessa, l'equivalente della montagna del Purgatorio dall'altra parte, che però naturalmente rimane comunque un viaggio straordinario e fuori dalle doti delle possibilità di ogni essere umano, anche se il Purgatorio è già un mondo diverso, proprio è fatto di cose diverse. L'inferno e la terra sono fatti dei 4 elementi di Aristotele: aria, acqua, terra e fuoco. Il Purgatorio è fatto solo di etere, e quindi il fatto di essere fatto solo di etere, come poi sarà tutto, rende più facile il viaggio, perché non ci sono i 4 elementi, non c'è la materia, ricordate l'abbraccio con Casella che non avviene mai perché non c'è la materia, anche se si vedono e si riconoscono. Il viaggio verso Dio è un viaggio appunto del tutto, una visione davvero psichedelica, possiamo dire. Questa è l'immagine tradizionale del Cactani che arriva ai nostri libri di scuola, che abbiamo sempre visto quando vediamo il Paradiso, e vediamo queste sfere concentriche, i 9 cieli fino al primo mobile, e poi vediamo questi 9 cieli angelici, no? Con un cappello che sta sopra l'universo, il cosmo degli antichi, il cosmo aristotelico tolemaico. È buffa questa immagine, è abbastanza strana, perché bisognerebbe capire cosa ci stanno a fare questi 9 cerchi come un cappello sopra tutto l'universo, così come era concepito. Ecco, su questo allora andiamo velocemente, non mi fermo su altri aspetti scientifici, così ecco, questa è l'immagine proprio esattamente del Cactani, che fu pubblicata per la prima volta nel Cinquecento e poi riprodotta una quantità numerosa di volte. Ecco, a partire dall'inizio del Novecento, il primo scienziato, perché qui si tratta di scienziati, matematico, che cercò di capire questa struttura del Paradiso, leggendo con attenzione i canti 27° e 28°, che sono quelli dove si presenta appunto questo arrivo, questo passaggio all'Empireo, che viene naturalmente descritto poi nel 31° con questo fiume di luce, questo lume in forma di rivera, fulgido di fulgore intra 2 rive dipinte di mirabil primavera, che è poi la rosa mistica, no? Questa immagine straordinaria di luce insopportabile per gli occhi umani, che è la rosa dei beati e degli angeli. Ecco, però come si arriva a questa visione dei cori angelici e di Dio poi alla fine? Secondo il matematico svizzero Andreas Spieser, e poi secondo altri fisici e matematici, l'ultimo dei quali ricordo è
un fisico rumeno, Patapievici, che ha scritto un bel libretto appunto che riassume questa cosa, noi possiamo leggere questo mondo soltanto utilizzando, perché è una visione straordinaria che va fuori dalla geometria che noi abbiamo, che conosciamo, che va fuori dallo spazio come lo concepiamo, soltanto attraverso la geometria di Riemann. Cioè, utilizzando la geometria di Riemann cioè possiamo capire meglio questa visione dantesca. Ovviamente non è che Dante conosce la geometria di Riemann, però diciamo abbiamo gli strumenti per comprendere una visione che è del tutto fuori dalla possibilità umana. È proprio un genio, non uno stregone in questo Dante, è una visione stregonesca, psichedelica, ed è quella che possiamo immaginare con questi due sistemi di sfere concentriche. Se uniamo la sfera più grande di destra con quella più grande di sinistra, abbiamo appunto una geometria, una ipersfera, come si dice in linguaggio geometrico. E insomma, noi dobbiamo pensare come se Dante arrivasse alla soglia del cosmo, dell'universo, e mettesse la testa fuori, no? Immaginate quella bella immagine del mondo chiuso, dove c'è il sapiente che guarda oltre. Ecco, è come se Dante avesse messo la testa fuori da questa sfera che è il mondo chiuso, esattamente il mondo delle sfere tolemaico. E mettendo la testa fuori, cosa vedete? Vedete dal di fuori questo universo, e questo dal di fuori è un vedere la sfericità di una geometria sferica che tiene in sé tutto l'universo, che a sua volta è fatto di sfere concentriche. Ecco, questa immagine, se voi vedete qui, questi due sistemi di sfere concentriche si risolvono nella ipersfera, unendo la sfera più grande di destra con quella più grande di sinistra. Avete a sinistra il primo mobile, stelle fisse, Saturno, eccetera, e a destra avete gli angeli, gli arcangeli, i principati, cioè i cori angelici. In un'altra immagine forse più comprensibile, ma è evidente che noi non possiamo in due dimensioni realizzare un'ipersfera, dovremmo avere uno spazio quadridimensionale, cosa che non possiamo. Comunque questa è in qualche modo la visione dantesca, e questa visione dantesca conclusiva di un viaggio cosmico porta nell'alterità più totale, porta a vedere Dio, un'alterità che naturalmente gli uomini non possono raggiungere mai, e che non a caso Dante esprime con queste rime conclusive del paradiso: all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Grazie. Prima che il professor Mussardo prosegua, no? Perché penso che ci sia ancora qualcosa da dire. Dico bene? Sì, allora volevo intanto chiedere se qualcuno vuole intervenire prima. John? No? Nessuno? Volevo dire fare un paio di osservazioni sopra questi guardatori di cieli, no? Osservatori di cieli. Intanto la sensazione che ho io dell'ascolto delle vostre due relazioni, cioè il rapimento, no? La parola giusta secondo me è il rapimento, perché prima c'era l'immagine del professor Mussardo che diceva queste persone raccolte attorno al fuoco, cioè noi non siamo raccolti attorno al fuoco, però la sensazione del racconto che magari, non so, qualcuno sente quando viene recitata la Divina Commedia, no? Se la Divina Commedia viene declamata al modo giusto, dà questo senso di rapimento, perché così è stata creata. Per questo se ne discuteva prima a pranzo, e poi ne abbiamo discusso anche negli incontri precedenti,
questa musicalità, questa attenzione al ritmo, il fatto che fosse facile ricordare la memoria, no? Agevola questo senso di rapimento, cioè di trovarsi in una sorta di altra dimensione, cioè di riuscire ad immergersi dentro il viaggio. Cioè ci sono qualche volta, quando parla una persona, c'è questa sensazione di rapimento che c'è anche nella lettura di qualche libro, secondo me. Infatti anche questo, per esempio, è un libro assolutamente leggibile, un libro di storie, di racconti che si susseguono uno dopo l'altro, viene voglia di proseguire, di andare avanti. Questa è la prima osservazione. E sembrava di ascoltare proprio dei racconti da Mille e una notte, no? Qualche volta, perché questo, cioè quando ci si colloca nel mondo dell'Islam, no? Dell'Islam vengono in mente queste immagini. Allora, sì, avrei parecchie cose da dire, però vorrei fare una domanda fatta questa premessa, sopra un aspetto che io ho trovato nel libro, no? Che però mi piacerebbe approfondire. Ad un certo punto del libro viene citato Guénon, no? Guénon, quindi con tutte le sue ricerche, sì, con tutte le sue ricerche misteriche, esoteriche, fra cui quella appunto su Dante. E nel suo libro, proprio l'esoterismo di Dante, c'è una parte che riguarda proprio l'Islam e il debito che ha Dante, parliamo pure di debito, verso l'Islam, soprattutto dal punto di vista del viaggio, oltre che dal punto di vista di tante cose esoteriche, cabalistiche. Parliamo di Islam, ma parliamo anche di Oriente in generale, perché che so, la Kabbalah ebraica che non ha nulla a che fare, no? Però resta che siamo comunque in una zona affine, una zona che noi classifichiamo come Oriente, no? Noi. Oltretutto questa cosa mi veniva in mente, mi interessa personalmente approfondire questa cosa. Mi veniva in mente, guardando le mappe, perché quando si vedono le mappe si fa geografia, storia, letteratura, poesia, tutto contemporaneamente. Cioè la mappa riassume, secondo me, questo. Guardando le mappe mi veniva in mente, proprio da matematica, il passaggio inverso, come quella meraviglia, ad esempio, del sistema numerico che noi usiamo, abbia fatto sia quello che viene chiamato qualche volta il romanzo più romantico della matematica, che dall'Oriente, dall'India, dalla cultura araba ci sia arrivato questo sistema numerico in questo modo affascinante che poi ha avuto la funzione di unire come linguaggio il modo in cui noi diciamo la matematica, in questo caso l'aritmetica. Allora, vedendo questa geografia e pensando al percorso contrario, cioè quello che da Oriente, perché con Fibonacci poi è arrivato, Dante sapeva ovviamente tutte queste cose. Quindi la mia domanda è questa, è una domanda molto ampia ovviamente. Qual è l'influenza dell'Islam o in generale dell'Oriente sopra il pensiero, la scrittura di Dante e in particolare sul viaggio, che è quello che Guénon ci dice? Prego. Sì. Allora, diciamo, il debito che Marco Polo ha con l'Oriente è esplicito, diciamo, quello invece del Dante Alighieri è molto più nascosto. E tra parentesi, essendo stato considerato Dante Alighieri sempre un grande padre della pace, cioè intoccabile, diciamo, quando all'inizio del Novecento un religioso spagnolo, Palacios, venne fuori con la tesi, diciamo, forse era un po' stiracchiata, diciamo, che Dante aveva fatto il plagio esplicito, quindi era veramente un pugno nell'occhio. Allora è chiaro che ci fu la reazione di tutti i dantisti o dentisti dell'epoca di no, è possibile, no, Dante non si tocca e così via. In realtà ci sono vari punti forti del ragionamento di Palacios, ed effettivamente una grandissima studiosa italiana, Maria Corti, ha investigato in grande dettaglio la cosa. Allora, il punto è che esiste un libro, che si chiama il libro della Scala, che narra del viaggio fatto da Maometto nei mondi ultraterreni. Ora, il Maometto in realtà lo fa in maniera inversa, prima dal paradiso, poi va all'inferno, diciamo. Dante lo fa nella maniera che sappiamo,
ma ci sono dei punti di contatto tremendi, tremendi. Effettivamente è così, cioè se uno ha gli occhi aperti, cioè se non vuole mettere Dante sul piedistallo, è così, cioè nel senso ha avuto queste suggestioni, ovviamente poi tradotte nella lingua in maniera mirabile e così via, ma le immagini ci sono, c'erano le fiere, e ci sono nell'uno e nell'altro, c'è i diavoli, ci sono nell'uno e nell'altro, ci sono insomma, una serie veramente di coincidenze notevoli. Allora, a un certo punto il problema è diventato, non è quello se Dante avesse, come dire, si fosse ispirato a questo, ma come ha fatto? Cioè era diventato, cioè non più, cioè era dato per scontato che l'avesse letto, diciamo. Il problema si era spostato, quindi come? Allora, qua la storia è interessante. La storia è che è stato scoperto anche recentemente una copia del libro della Scala a Bologna, e Bologna era una città frequentata da Dante. È un libro tradotto nella lingua che lui conosceva, diciamo, non in arabo. Diciamo. E qual era la genesi di questo? La genesi è Brunetto Latini. Perché il Brunetto Latini da Guelfo a un certo punto era andato da Firenze a cercare di trovare alleanze nel re di Castiglia, diciamo, ora non ricordo se era Siviglia, insomma era una città spagnola, ma qua era rimasto fregato perché mentre era andato c'era stata la battaglia che aveva sconfitto i Guelfi diciamo nel 60-61, insomma nel 60, e quindi era rimasto tagliato fuori ed era rimasto esule nella corte. Qua il libro della Scala era stato già tradotto in castigliano da un religioso, e quindi il Brunetto Latini poi l'ha tradotto a sua volta, diciamo. E quindi questo libro è percolato in Europa, diciamo. Poi Brunetto Latini è andato a Parigi, insomma, poi è ritornato. E quindi c'è effettivamente la possibilità, come diceva prima Gaspare, nel caso di Dante sono sempre ipotesi, non ci sta mai niente di certo, però non è impossibile che il Dante effettivamente fosse venuto in contatto con questa serie di leggende, con questa serie di viaggi fatti nei regni ultraterreni del momento, con queste suggestioni, perché ovviamente altri viaggi ultraterreni c'erano già nella letteratura Enea, San Paolo e così via, ma uno così anche appunto psichedelico, come diceva, non c'era. Infatti devo dire una cosa, io amo leggere la Divina Commedia, l'ho riletta così, ma c'è una versione che amo particolarmente, che è quella per bambini, è quella della Dami Editore, non so se voi avete presente qual è. Una casa editrice, ma che è un libro spettacolare, cioè una specie di Harry Potter del 300, ma fatto in una maniera così incredibile. Infatti a mio figlio, che all'inizio non gli piaceva, guarda, leggilo, guarda che è una cosa straordinaria, fatto, è rimasto meravigliato. Perché è una storia che noi italiani, diciamo, siamo penalizzati che ce la inculco al liceo, ce la fanno vedere in un certo modo, diciamo, ma gli inglesi, che amano anche questo gusto del gotico, questo gusto della letteratura così underworld, diciamo, messa in questa maniera così veramente di storia unica, assolutamente incredibile, e anche con delle immagini così, secondo me è spettacolare. Al di là della bravura tecnica, diciamo, del verso, io scherzo con i miei colleghi fisici che tra i fisici ci dice, quella è una persona, è un genio, e quando io dico sì, ma tu non hai idea cos'è Dante, non hai idea, cioè la bravura, l'incredibile abilità di far tornare tutte le equazioni in un colpo solo, cioè io ne conosco veramente nessun fisico con un'abilità simile, veramente, lo dico, cioè, non conosco anche i più grandi, nessuno ha questa abilità, diciamo. Quindi diciamo qua c'è veramente lo stregonesco, come dicevo prima. Posso aggiungere soltanto, Brunetto Latini è una fonte importante e più che presente nella commedia. Addirittura si è parlato a ragione della selva che riprende un racconto di Latini proprio quando torna dalla Spagna, che si era perso in una selva, quindi fin dall'inizio, insomma, della commedia anche certe immagini, certe ispirazioni risalgono al maestro Brunetto Latini che
gli ha insegnato davvero molto. Poi tra l'altro questo testo circolava in Sicilia anche, tradotto dall'arabo, gli arabi siciliani alla corte di Federico II, quindi questo testo sicuramente insomma, circolava nell'Italia al tempo di Dante, quindi è difficile che non l'abbia visto. Parlo del libro della Scala. Poi, peraltro Guénon lì su questa cosa qui lui trae la conclusione che trae sempre, no? Proprio quella del suo pensiero, cioè che ci sia una scienza sacra da cui derivano, no, tutti questi, e che Dante fosse in qualche modo entrato in contatto con questa scienza sacra primordiale. Qua siamo fuori dall'ambito scientifico, siamo fuori dalla vita, siamo nel totale esoterismo, nel massonico e così. Ognuno è libero di essere pazzo a modo suo. Esatto. Esatto. Domanda. Faccio al professor Polizzi. Quella cosa affascinante dell'ipersfera, no? È evidentemente affascinante, però ci dice, anzi volevo fare due domande, intanto cioè ci dice, ne parlavamo prima anche, no? Proprio di questa cosa, ci dice di quanto sia forte il senso comune una volta che viene instillato, cioè che si sedimenta e diventa senso comune. Cioè quell'immagine che prima abbiamo visto, no? L'Empireo, la rosa, eccetera, eccetera, il centro, terra, Lucifero al centro, no? Com'è possibile, no? Si parla, com'è possibile? Tanto che questa cosa poi sia rimasta e sia diventata il nostro sapere, no? Perché tutti abbiamo studiato sopra quell'immagine, tutti quanti. Finché qualcuno ci dice, ma guarda che non funziona così, cioè lì ci sono due centri, no? Come nei secoli, è una cosa che è stupefacente secondo me, cioè come nei secoli non ci si sia accorti che Dante lo chiede questo a Beatrice, cioè, c'è una domanda lì a cui Beatrice anche è chiaro che, come dicevamo, Dante non sa queste cose, non conosce l'ipersfera, no? Ovviamente. Ma Dante una contraddizione la vede e Beatrice, a modo suo, la sapienza, eccetera, anche gli risponde. Possibile che non si sia tentata una interpretazione matematica nei secoli di questa contraddizione che Dante aveva visto, cioè nella sua potentissima immaginazione, perché è un discorso di immaginazione quello, no? Cioè lui ci ha fatto immaginare una struttura, è riuscito a immaginare, l'ha detta a parole, questo perché per lui era un ineffabile questo, no? Così. La prima cosa volevo più una cosa che ci porta fuori dal nostro discorso, perché prima si parlava di viaggio cosmico, no? E tu, tuoi scritti sopra Dante e Leopardi, definisce entrambi poeti cosmici, no? Ecco, mi piacerebbe approfondire un po' questa cosa qua di perché sono entrambi, si assomigliano, si avvicinano, sono fratelli in questa definizione. Grazie. Ora non vorrei tediare molto però gli ascoltatori perché siamo già abbastanza avanti. Sono le 8. Ma sulla prima questione penso che abbia risposto te, nel senso che la sedimentazione del senso comune fa in modo che le interpretazioni, cioè gli occhiali che abbiamo, cambiano nel tempo, nella storia, non sono sempre gli stessi. Noi oggi abbiamo gli occhiali che vedono cose che prima del Novecento non si vedevano, anche in Dante, come in tanti altri esempi della cultura passata. Prima c'era la fede, prevaleva la fede, e quindi nel momento in cui Beatrice, che è la teologia, dice qualcosa, quello è vero e non è discutibile, e quindi la contraddizione si risolve nella fede in qualche modo. E io non so, poi naturalmente la letteratura esegetica su Dante è sterminata, è la più numerosa su un autore italiano di ogni altra, non so se ci siano stati dei tentativi, però
quello che sicuramente non è entrato nel dibattito questo tema, se non appunto, ho citato, siamo nel 23, ma quella è appena una prima interpretazione, poi ci sono volute altre letture sempre di fisici e matematici che hanno ribadito questa cosa, e non è che sia ancora tanto entrata nell'opinione comune, nella visione comune del paradiso, perché non credo che le nuove edizioni del paradiso presentino immagini diverse da quelle dei Cactani, insomma, in qualche modo. Quindi il peso non è facilmente rappresentabile, ecco, non è proprio del senso comune. Infatti siamo fuori dall'immaginario che si può raggiungere nel nostro spazio, e quindi un'immaginazione, prima di immaginare la geometria iperbolica, eccetera, dobbiamo, insomma, è come con la meccanica quantistica, come facciamo? Siamo fuori dal nostro senso comune a capire l'indeterminazione, il principio di indeterminazione di Heisenberg, quindi non sono cose che sono facilmente poi comunicabili, anche se Dante in qualche modo le comunica, ecco, richiamando Pietro Greco, ha avuto questa bellissima intuizione di Dante come il primo comunicatore della scienza. Nella Divina Commedia Dante comunica anche queste cose, comunica anche delle visioni fuori dal senso comune, e a noi rimangono quantomeno nella bellezza del ritmo e delle terzine, anche se poi magari non le capiamo fino in fondo, ecco. La seconda questione, molto brevemente, sono poeti cosmici entrambi. Leopardi mette al centro il mondo notturno, mette al centro la luna, mette al centro le stelle. Sappiamo quanto la luna sia presente nella visione cosmica di Leopardi. Dante mette al centro il sole. Dante è il poeta della luce, si poteva anche qui, avevo un discorso sulla luce, su questa centralità della luce nel paradiso che è straordinaria. È un poeta della luce, della visione solare, di Dio che è luce e illumina. Leopardi è un poeta del chiaroscuro, dell'ombra, della luna, di ciò che non viene visto immediatamente, ecco. Però entrambi hanno questa dimensione cosmica e entrambi conoscono perfettamente a livello più alto il sapere astronomico del loro tempo. Dante del suo, Leopardi del suo. Questo perché non si può essere poeti cosmici se non si ha un sapere cosmico, cioè se non si ha un sapere astronomico. Questo deve essere ben chiaro, altrimenti non avremmo queste belle rime sull'universo, sia di Dante che di Leopardi. Fuori informazione, però ancora Ci sono delle domande, siamo ancora qui. domande? Non vogliamo trattenervi. No, solo un'osservazione proprio, perché il discorso delle donne, delle usanze che riguardano le donne, in realtà era una cosa che mi ero appuntata, perché è una delle cose che mi ha più colpito, è veramente interessantissimo, perché poi i due capitoli sono affiancati, quello sulle donne in Dante, quindi le due fondamentali, Beatrice e Francesca, ma anche una serie di altre che sono nominate, e quello sulle pulzelle d'Oriente, no? Che il titolo è quello. È affascinante questa cosa, perché è segno, secondo la parola giusta, non so se siete d'accordo con questo, è la parola laicità, cioè c'è uno sguardo laico, ma perché anche Dante, secondo me, nel suo non dare giudizio, perché lui non giudica Francesca, no? Nel suo non dare giudizio dà uno sguardo laico, nonostante tutto il suo cristianesimo, aristotelismo. Diciamo ci sta questa contraddizione tra questi autori che è abbastanza stridente, cioè vi faccio osservare una roba. C'è sempre stato il problema se la Terra è piatta o rotonda. Allora, Marco Polo l'ha percorsa tutta e non gli frega niente se è piatta o rotonda, cioè lui cammina, diciamo. Il Dante invece ci dice che la Terra è rotonda, giusto? Cioè ci dà tutto il poema che ha inventato questo.
Ah, dico questo perché la storia delle donne è un po' anche una doppia faccia di questo. Cioè il Marco Polo è uno che le frequenta le donne oriente, ci sono le descrizioni delle donne di Angiou che sono spettacolari, diciamo. Anche qua con una laicità, con una, diciamo, con una grazia, anche con una anche ironia, diciamo, che è notevole nel 200, cioè veramente notevole nel 200. Se pensiamo che cioè, noi, anche l'Italia, 50 anni fa era una cosa tutta pruriginosa, insomma, anche ora, diciamo, ma lui era proprio assolutamente candido. E lo stesso Dante è un grandissimo conoscitore delle donne. E come dicevi te, in entrambi c'è una laicità diversa, interpretata in maniera molto diversa, anche perché il Marco Polo entra in contatto anche con un'antropologia diversa, cioè con altri popoli, con altre usanze, cioè deve anche entrare e apprezzare questo, diciamo, non è una cosa immediata, giusto? Cioè deve vedere anche come si rapportano un po' tutte le cose. Però in entrambi effettivamente c'è una grande valorizzazione della donna. Ed è effettivamente anche le figure dantesche femminili sono straordinarie, cioè noi conosciamo quelle più famose, però ci sta una sfilza infinita. Infatti uno degli ultimi libri che hanno pubblicato del Sant'Agata, grandissimo autore, grandissimo studioso di Dante, si chiama proprio Le donne di Dante ed è bellissimo, un libro straordinario che fa apprezzare tutta questa enorme varietà e questo universo che Dante osservava e osservava con attenzione, con rispetto, con insomma tutta. E il Marco Polo invece, come abbiamo detto, un uomo di mondo, è uno che cammina, percorre il mondo, le vede, gode anche delle bellezze delle donne e queste fanno parte della bellezza dell'universo alla fine, no? La bellezza del mondo, diciamo. Avete messo una bellissima immagine per questo ciclo, appunto il volto della donna e il volto di Dante, è una cosa che non ho visto da nessun'altra parte. È vero, Allora, è vero. quando Non so chi l'ha fatto, ma è molto bella. dove sei andata? Eccola là, è Complimenti. lei, Complimenti. la Orietta, la presidente dell'AMPI che ha organizzato tutta la Complimenti. cosa. Quando mi ha mandato questa immagine, Era bello. all'inizio ho detto straordinaria. Straordinaria, è vero, perché si assomigliano, Sì, è vero, ma si fronteggiano. è vero, bellissimo. E la bellissimo. capacità di fronteggiarsi è un desiderio che molte donne hanno, Sì, perché sì. si sentono qualche volta, non so trovare la parola giusta, ma dice a Nadia Fusini, la Nadia Fusini, che ha scritto molto sulle donne, dice vorrei prima o poi essere in grado di guardare un uomo senza temere quello che mi può accadere. No, cioè, Gesù, mi sembra una cioè, visione un po'. ma non è un discorso di violenza, è un capisco. discorso di sensazione. Certo. Cioè essere alla pari a fronteggiarsi nella propria diversità, no? Cioè, infatti è un'immagine assolutamente sì, anche secondo me fantastica. Bene, io direi che siccome sono le 8:10, io non ho che da ringraziarvi veramente tanto perché è stato un viaggio affascinante. Consiglio il libro che è là fuori, il signor Mariuzzi è arrivato, ce l'ha, quindi se volete lo potete prendere. Io l'ho letto, è magnifico, quindi dopo, come al solito non faccio testo, no? Ringrazio della pazienza, della competenza, dell'amore, perché è l'ultimo dei nostri 7 incontri sull'amore, cioè è uno degli amori che noi abbiamo incontrato in tutti gli ospiti e le ospiti che abbiamo avuto, è proprio l'amore verso quello che fanno. Secondo me questa è la cosa principale. Grazie.